Un nuovo indizio è appena apparso sul mercato internazionale e questa volta punta direttamente a Londra. Più precisamente a Stamford Bridge. Victor Osimhen, implacabile capocannoniere del Galatasaray in questa stagione, sta per terminare il suo periodo con il Napoli e il Chelsea potrebbe essere la sua prossima destinazione. Come sempre, qui sul canale troverete le informazioni più affidabili e i retroscena più aggiornati sul futuro del nostro glorioso Napoli. Quindi lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Perché la telenovela Osimhen sta per avere un nuovo capitolo azzurro, ma questa volta con accento inglese. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti della stampa europea, il Chelsea sarebbe tornato in corsa per ingaggiare Osimhen. Il club londinese, che aveva già osservato il giocatore nella scorsa finestra estiva e che è tornato a farlo a gennaio, si sta ora rilanciando con l'arrivo del tecnico Enzo Maresca. Nella sua prima conferenza stampa, il tecnico ha rilasciato una dichiarazione criptica ma rivelatrice. Quando gli è stato chiesto se Nicolas Jackson ha bisogno di concorrenza davanti, è stato diretto: se arriva qualcuno per competere davanti, al 100%. La frase è risuonata come una chiara indicazione che i Blues vogliono un nuovo numero 9 e tutti gli occhi si sono puntati su Osimhen. L'attaccante nigeriano ha una clausola rescissoria di 75 milioni di euro valida per i club al di fuori della Serie A, una cifra considerata abbordabile per un club come il Chelsea, che è alla ricerca urgente di un attaccante affidabile, fisico e con il fiuto del gol. Caratteristiche che definiscono perfettamente Osimhen. Con il ciclo del giocatore in Campania quasi concluso e con la Juventus che si trova ad affrontare le resistenze di De Laurentiis in un'eventuale trattativa interna, la Premier League è di nuovo in testa alla corsa per l'attaccante, con il Chelsea in pole position. Inoltre, il club londinese ha bisogno di ricostruire il proprio settore offensivo per la prossima stagione. Jackson ha avuto alcuni momenti positivi, ma continua a vacillare. Armando Broja è sul mercato. E con la nuova filosofia tattica di Maresca, un attaccante come Osimhen è esplosivo, verticale, dominante in area, si inserisce come giocatore chiave. Il progetto sportivo potrebbe piacere al giocatore, che ha sempre manifestato il desiderio di giocare nel campionato più competitivo del mondo. Per il Napoli questa cessione sarebbe la più lucrosa e politicamente agevole, perché evita di rinforzare le dirette rivali e garantisce anche l'intero valore della clausola senza bisogno di trattative prolungate. Il denaro ricavato dall'operazione, come abbiamo già mostrato qui, verrebbe reinvestito in giocatori del calibro di Jonathan David, Zirkzee e Kevin De Bruyne, tutti parte del piano di rinnovamento e rafforzamento di Antonio Conte. E ora vogliamo sentire il vostro parere, tifosi del Napoli. Siete d'accordo con la cessione di Osimhen al Chelsea per 75 milioni? Pensate che avrà successo in Premier League o preferireste che chiudesse il suo periodo a Napoli in bellezza? Commentate qui sotto, condividete con altri amanti dell'azzurro e, ovviamente, ringraziateci per supportare il canale e continuare a seguire ogni passo di questo affare che potrebbe ridefinire il futuro del nostro glorioso Napoli.